Buon sabato 5 febbraio, cari amici di Io Compro Siciliano Chef. Una domanda, tanto per cominciare, cos'è che ci contraddistingue noi siciliani in tutto il mondo? Non vi viene nulla in mente? Ve lo dico io. Identità, qualità e provenienza. Oggi appunto per questo mi trovo al mercato di Ortigia, perché in settimana sono venuta a fare una passeggiata e veramente mi sono sentita un po' triste, un po' derubata della vita che di solito vedevo qui al mercato e invece ho ritrovato un posto che non riconoscevo più. Per quale motivo? Perché molti negozi sono chiusi come quelli che vedete alle mie spalle, molte bancarelle stanno traslocando in altri mercati e molte persone hanno deciso di andare in pensione. Ma per quale motivo? Perché questa brutta situazione del Covid sta mettendo in ginocchio la realtà non solo siciliana ma italiana, un po' in tutta la regione c'è questa situazione, però la nostra identità è qui, è fatta dai mercati di strada, dai mercati rionali. Molte persone sopravvivono con questo lavoro e sono qui da generazioni e adesso si ritrovano a dover prendere una brutta decisione. E allora il mio invito è quello di continuare ad andare al mercato, continuare a comprare prodotti locali, continuare a vivere come abbiamo sempre vissuto, perché la nostra sicilianità non ce la può togliere nessuno. Oggi io faccio una passeggiata qui al mercato anche perché ho deciso di invitare un mio amico colombiano che ho conosciuto proprio qui al mercato grazie ad un pescivendolo che ci ha presentati perché lui voleva cucinare una spatola, un pesce bandiera, quello lungo, brutto ma buonissimo. E quindi ci siamo incontrati, lui è uno chef colombiano famosissimo nel suo paese che si è innamorato di Ortigia, del mercato della Sicilia e ha acquistato anche una casa insieme al suo compagno qui proprio in Ortigia. E quindi ve lo presento, è il mio amico Manuel Martinez, prego il mio regista Paolo Gatto, che ringrazio sempre per la collaborazione, di metterlo in live. Ciao Manuel, ci sei? Ciao Alessia, piacere di vederti. Come stai? Grazie, grazie Manuel, ci manchi. Ciao, ciao, no, non vedo l'ora di andare alla Sicilia. Beh, Bene, anche noi non vediamo l'ora di rivedere non solo i turisti, ma anche viaggiatori come te, gli esploratori del gusto come te. Sono io felicissima oggi di ospitarti nella mia trasmissione di Io Compro Siciliano Chef. Come vedi, stamattina sono al mercato ed è un mercato che anche tu non conosci con questa veste. Come vedi, ci sono pochissime bancarelle qui alle mie spalle e non è semplice fare questa diretta qui dal mercato di Ortigia. Però i nostri amici in comune ancora ci sono e non vedono l'ora di rivedersi e di rivedere anche gli altri ospiti stranieri. Tu in questo momento sei in Italia ma non qui in Sicilia, vero? sì, sì, sono ora alla Toscana perché quando arrivo Sì. da Colombia è gialla, la situazione è gialla e la Sicilia è rosso. Ma Sì. penso che in febbraio puoi andare alla Sicilia. Guarda, il nostro colore non fa altro che cambiare, ma sempre in negativo, e quindi anche questa è una situazione veramente brutta che speriamo che si risolva presto. Io qui sto entrando nel vivo del mercato che tu conosci bene e che ci ha fatto anche incontrare un paio di anni fa. E qui ci sono purtroppo delle pescherie anche che si stanno trasferendo in altre zone della città perché oggi il mercato sta vedendo un po' più di persone, mentre di solito se vieni durante la settimana purtroppo non c'è più un grande flusso di persone. Quindi io volevo invogliare i nostri amici di Io Compro Siciliano Chef ed in particolare i miei concittadini
a ritornare al mercato, a contattare gli operatori del mercato che sono disponibilissimi anche a portarvi la spesa a casa, perché ormai tutto è cambiato, tutto si è modificato. Anche tu hai utilizzato il delivery a casa? Non c'è? Ah, ti volevo chiedere, anche tu in Colombia sei stato in lockdown, sei stato in quarantena per tanti mesi, perché noi ci siamo sentiti con Aperitivo Social qualche mese fa, e anche voi sicuramente avrete cambiato il vostro modo di vivere e di fare la spesa. Sì, veramente, tutto è diverso, ma c'è da trovare tutto per il cibo, è lo stesso, ma è un po' diverso. Ma dimmi, c'è pomodori e pacchini in oggi? Guarda, io ti faccio vedere una delle bancarelle che di solito faccio visitare sempre ai miei ospiti delle lezioni di cucina, e quindi ho fatto visitare anche a te. Qui puoi vedere i tuoi preferiti, i pomodori di Pachino, il piccadilly. Adesso è il periodo anche dei carciofi, e lui è il signore dei fichi d'India anche. Noi abbiamo fatto un'altra diretta dal mercato di Ortigia qualche mese fa, ed era periodo di fichi d'India, e lui è sempre disponibile qui a sbucciare, a far assaggiare i nostri fichi dell'Etna a tutti gli ospiti. Quindi come vedi, diciamo, è proprio quello che io volevo fare vedere a tutti coloro che ci seguono, che l'identità, la provenienza è super importante, perché qui si trovano i prodotti locali, quelli a chilometro zero. Molti di questi operatori la mattina si alzano alle 4 per poter andare nelle aziende a prendere i prodotti freschi e poterli esporre qui e venderli nelle loro bancarelle, ma questo da generazioni, e adesso invece si ritrovano in difficoltà perché logicamente la gente non scende più in Ortigia, non scende più al mercato, perché magari preferisce andare al supermercato dove trova tutto confezionato, ma veramente senza profumi, senza identità. Già queste mascherine ci tolgono tutto, ci tolgono la nostra identità, perché se io cammino non riesco a volte a riconoscere le persone che incontro, e questo già è bruttissimo. Perché ci dobbiamo fare togliere l'identità dei prodotti, la provenienza, la qualità, e allora dobbiamo continuare a venire al mercato. Scusate, oggi sono molto emozionata, sono arrabbiata perché vedere il mercato che amo tanto e che tante volte ho fatto visitare ai nostri amici viaggiatori dell'estero, vederlo con una faccia diversa mi ha fatto veramente diventare triste, mi ha fatto fare delle domande a cui sto cercando una risposta, ma che ovviamente non trovo. Manuel, come vedi, diciamo, questa parte del mercato sopravvive anche perché da generazioni qui i rivenditori di pesce sono qui da 3 generazioni. Ci sono bancarelle che purtroppo hanno avuto anche delle persone che sono venute a mancare, e quindi è veramente difficile. Io ti volevo fare qui un saluto anche da Andrea che ci ha presentato. Ciao! Quindi, ci sto vedendo in diretta, lui lavora, quindi non ci può sentire, ma grazie a lui ci siamo conosciuti qualche mese fa, perché tu proprio qui hai visto la spatola e hai chiesto con chi posso conoscere le ricette, con chi posso cucinare questo pesce che noi in Colombia abbiamo, è vero? È vero, sì. Che lo chiedere chi è la meglio persona che può cucinare pesce spatola in tutta Sicilia, ma ha detto che voi. È vero, e poi ho visto anche che
hai fatto un bellissimo video, una story su Instagram con un bel pesce spatola dicendo che grazie a me avevi cominciato a cucinarlo perché lì in Colombia c'era e quindi hai cominciato a fare la ricetta che noi abbiamo cucinato insieme. Qui ti salutano tutti, non vedono l'ora di rivederti e speriamo insomma che la situazione si migliori il prima possibile. Io intanto saluto qualche amico che si è connesso adesso. Il signor Luca Leonardi mi chiede dove mi trovo. Stamattina, signor Luca, io compro Siciliano Chef, ho deciso di uscire dalla cucina e di stare a casa, perché diciamo che questa strada, pur piccola che è la mia casa, io sono cresciuta qui, con tutti gli operatori, con molti di loro sono andata a scuola e mi trovo al mercato di Ortigia a Siracusa, in Sicilia, in questa meravigliosa Sicilia che oggi è assolata ed è meravigliosa. Signor Cesare, un saluto in diretta per gli amici di Io Compro Siciliano Chef. Tanti saluti. Ciao, salve. Già è meravigliosa questa cosa. Come vedi qua la gente cerca sempre di restare positiva ed è bellissimo perché comunque loro non si arrendono e quindi sono sempre qui ogni giorno, sia col vento, con la pioggia, con il sole come oggi, con il caldo in estate, con i 40 gradi, quindi non è semplice continuare a restare in vita. Io però ti volevo fare salutare anche da altri due nostri amici che ti aspettano. Cosa ti ricorda intanto la visione del mercato? Sì, senti, è tornata la bella donna che fa la spremuta d'arancia? No, ancora no, non è tornata, anche perché, sai, noi siamo stati in zona rossa fino a domenica e siamo appena rientrati in zona arancione, quindi non è semplice, diciamo, ricominciare a lavorare e rimettersi in carreggiata. Però le arance rosse, le nostre famose sanguinelle, stanno ricominciando. Sì, le sanguinelle, ci sono tanti? Sicuramente per quando tornerai tu ci saranno belle rosse proprio sanguigne, quindi spremute a go-go per rinforzare il nostro sistema immunitario. Allora, guarda, io qui la cosa che ti posso far vedere, ecco che ci sono questi meravigliosi limoni siciliani che, come tu ben sai, sono buonissimi da spremere e da usare la buccia nelle nostre ricette e da mangiare in insalata. E questo è il periodo in cui noi cominciamo a fare le insalate, le famose insalate con finocchio, arance e cipollette. Finocchio arancia, l'ha fatto tanti volte a Colombia. L'ho visto che hai fatto tantissimi video anche con proprio ultimamente dalla Toscana, hai fatto una ricetta tipica siciliana del finocchio con le arance. Ti sei divertito, vero? Molto. Come Gaetano e il suo formaggio? E qui loro ti aspettavano, però in questo momento c'è tanta gente che aspetta. Vediamo se ti possono fare un salutino veloce. Perché il mi ha insegnato come fare la mozzarella. Gaetano, un saluto veloce a Manuel. Ciao Gaetano. Però qui ti volevo fare vedere cosa si sta. Grande saluto Manuel. Manuel mi ha detto voglio salutare Gaetano che mi ha insegnato a fare la mozzarella. La mozzarella, ho dimenticato tutto, ma devo tornare pronto. Ha dimenticato tutto e quindi vuole ritornare per imparare di nuovo a fare la mozzarella insieme con te. Manuel, devi capire che io per fare vedere alle persone cosa stiamo facendo
mostro nel telefonino il nostro video in diretta, quindi perché loro non ti sentono, perché io sono con l'auricolare, sì, è vero, e quindi sì. altrimenti io non riuscirei a sentirti. Quindi ti saluta e ti abbracciano tutti Ciao. quanti. Oggi sono felici di avere questa diretta qui insieme a te. Quindi oggi vedi, ormai purtroppo non c'è più il poter mangiare qui al mercato, perché ancora noi ci troviamo in zona arancione, e quindi non ci sono i tavolini dove si può mangiare in piazza, dove si può bere e gustare fuori i nostri prodotti, ma speriamo che quando ci sarai tu ci porterai fortuna e cambieremo colore, potremo ricominciare a fare gli aperitivi al mercato. Sì, Alessia, questa è la stagione di pistacchio, questo pistacchio che ha la Sicilia che è rosso. Il pistacchio diciamo che ormai è diventato l'oro verde dell'Etna, quindi è possibile ritrovarlo in qualsiasi momento. Qui vedi si cominciano a vedere i primi L'arancia tarocchi, sanguigna. con le arance che tu ami tanto e che sono Sì, diciamo perché... il must della Sicilia in questo periodo. Sta cominciando le arance stanno cominciando ad avere questa pigmentazione rossa che appunto è rosso. tipica invernale di febbraio, perché non c'è febbraio senza sanguinelle e senza tarocchi rossi in Sicilia. Sì, Io qui, per il clima freddo che la fai rossa. sì, perché le arance diventano rosse, la pigmentazione diventa rossa perché per lo sbalzo di temperatura tra la notte e il giorno, E e il soprattutto giorno. questo avviene nelle valli, e quindi diciamo qui dalle nostre parti nel Siracusano siamo pieni di arance proprio rosse e sanguinelle con cui facciamo di tutto. Senti Manuel, ma quanto tempo pensi di stare ancora in Italia? 2 mesi. Ancora 2 mesi. Io sì. non vedo l'ora, guarda, di incontrarti. Qui vedi, ti posso mostrare altri prodotti invernali fantastici di questo periodo. Quindi veramente ce n'è per tutti i gusti. Qui da noi io ho cominciato la trasmissione dicendo identità, provenienza e qualità. Sono le 3 parole che Io Compro Siciliano ha nel suo progetto e che cerca di portare avanti, anche se in questo periodo non è semplice ottenere il grande risultato commerciale, ma noi vogliamo che la gente capisca che guarda, questo è cavolo romano. Sì, questo è diciamo, sono i nostri ortaggi di questo periodo, e quindi diciamo si può cucinare di tutto. Tu sei uno chef come me, quindi sai benissimo che con questi bei cavolfiori si possono fare tantissimi piatti, tra cui anche il couscous. Si possono fare piatti vegetariani e vegani un po' per tutti i gusti, quindi sono veramente contenta che tu li hai potuti vedere. Senti Anche Manuel, io. dammi un saluto a tutti i nostri amici di Io Compro Siciliano Chef, con la promessa che quando tornerai in Sicilia cucineremo insieme una ricetta. Sì. Andiamo una bella passeggiata per il mercato e compriamo tutti i prodotti locali di stagione e siciliano, che è molto importantissimo. Io non vedo l'ora di rivederti e di riabbracciarti, quindi ti saluto, do un bacione anche a Carlos, grazie per essere stato con me oggi. Ti aspetto nella mia cucina il prima possibile. Grazie mille, mi piace moltissimo di vederti. Bacione, abbracci. Ciao Manuel, grazie. Ciao.
Amici di Io Compro Siciliano Chef, la mia puntata si conclude così. Vi ho fatto visitare il mercato di Ortigia, che non è come al solito. Oggi è sabato, quindi c'è un po' più di confusione, c'è un po' più di gente, perché magari il sabato si esce un po' di più, ma come vedete non è semplice per gli operatori che oggi finalmente stanno rivedendo un po' di vecchi amici, un po' di persone. Io sono ferma qui nella bancarella di Vincenzo Sapienza, lui è qui da generazioni. Vincenzo, tu sei un amico di Io Compro Siciliano. Un saluto a Io Compro Siciliano Chef e poi ti lascio. Un saluto a voi tutti e buon proseguimento. Tornate al mercato. E venite al mercato, ecco, che è importantissimo, dove trovate merce di qualità e prodotto locale. E sempre i vostri soliti amici che stanno qui. Ciao, e che una buona faticano domenica a tutti. ogni giorno. Ciao Vincenzo, grazie. Quindi amici di Io Compro Siciliano Chef, io vi saluto, vi auguro buon weekend con la speranza di rivedervi presto in Sicilia per gli amici che vengono da fuori. Spero che insomma continuerete ad aiutare gli operatori locali. Comprate chilometro zero perché questo aiuta tutti. Ciao e buon weekend.